Ciao Eccolo. Andrea, Ciao Matteo, buongiorno. ciao, come va? Eccoci qui. Bene, dai, insomma, più o meno Oggi, bene. oggi non sei in forma, non eri in formissimo, ho visto. Cosa è No, oggi, successo? no, guarda, perché oggi ho provato Ruvi, Ho Ruvi, visto, e ti devo volevo dire che, chiederti. guarda, probabilmente il problema potrebbe essere stato mio che non ho fatto il reset del rullo, perché Ah, ok. io sono uno che non è che, cioè, mi piace le cose un po' pratiche, quindi butto Mhm, su, monto tutto e mhm. avvio la questione. Però mi ha letto tutti i sensori, quindi ho detto, non mi ha dato nessun avvertimento di fare un reset e ho detto, vabbè, Sì, parto. Cazzo, però, cioè, io volevo fare sella ronda e la partenza da Corvara, ok, eh, no, scusami, la partenza ai piedi del Pordoi sì. è durissima perché tu parti e sei subito al 10% Mhm, per 10 km, quindi è stato veramente brutta. Poi di sotto in garage, sì che io ho tutto aperto e faccio sì. passare l'aria, però comunque non si respira. Ho fatto il Pordoi, ho fatto il Sella, poi ho detto, boh, stavo sudando veramente troppo, stavo iniziando a bagnare le scarpe, allora ho detto Urca. basta, no, no. Sì, no, 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 poi diventa dannoso, cioè No, ma dopo... forse non era neanche la tua giornata. Ogni tanto No, becchi una giornata storta. no, ma non stavo male. Poi guarda, io se alla ronda l'ho fatto più o meno 5 o 6 volte, adesso non ricordo, in tutti e due i sensi, quindi, Ok, quindi quelle salite lì le conosco molto bene e quello che sentivo nelle gambe non era quello che quello normalmente che hai senti. Quindi provato altre volte. secondo me c'era il rullo Bello, un po' bello. da Il metterci Sella mano. Ronda è uno di quei giri che volevo fare, dovevo farlo l'anno scorso, ma poi è successo un po' un casino col meteo. Fra l'altro dovevo andare su per il Sella Ronda Bike Day. Ah, ok, coi passi Eh, chiusi. esatto, doveva essere più bello perché sai, senza macchine, c'è tanta Certo, gente, è bella la parte sociale certo, di quella giornata lì. E dopo alla fine non si è perché... fatto perché doveva essere molto brutto, Ah, ok. e quindi è andata un po' così, ma era nel calendario di quest'anno, però sai anche tu che Però guarda, la cosa bella delle Dolomiti è che loro sono là, no? eh, E non c'è bisogno di organizzare qualcosa di speciale, nel senso che uno si organizza d'estate, perché ovviamente mhm, purtroppo le certo. Dolomiti ci puoi andare solo d'estate, e ci puoi andare quando vuoi, perché io, guarda, tutte le volte che l'ho fatta, l'ho sempre fatta fuori gara o fuori eventi, quindi io Mhm, non l'ho mai fattibile. fatto il giorno dei passi chiusi, che deve essere fantastico. Io tutte le volte l'ho sempre fatta quando ero su con la famiglia. E poi, No, guarda, mi piacerebbe tanto. Il Non le ho sella, mai fatte, ma ci vado ogni inverno perché vado a sciare in quelle zone lì. Quindi mi piacerebbe vederle anche d'estate, d'estate. no? Sono posti Esatto, completamente diversi da una stagione all'altra. sicuramente. No, ma poi è un po' alla portata di tutti se non vuoi Mhm, esagerare. Chiaro, ci devi arrivare un pelo preparato perché comunque sono sì, 1700 metri di chiaro. dislivello, no? Però sono alla portata. Se lo fai in senso... Io, ad esempio, lo Dal... preferisco in senso orario. Ok. In senso antiorario, l'uscita da Corvara e poi il Sella fatto di là è veramente devastante. Guarda, adesso leggevo che c'è un altro Matteo che ha scritto: ragazzi, confermo quanto detto dal biker, se la ronda Valparola, eccetera, ha fatto decine di volte, vi garantisco che su Ruby sono molto più dure della realtà. Non- Potrebbe essere che sia così. Io l'ho provato Ruby e fra l'altro una delle domande che ho listato, però è una delle mie, io l'ho provato Ruby, però all'inizio mi è piaciuto, però mi è morto l'entusiasmo prima rispetto a Zwift, che sto usando sì, ancora, assolutamente. perché dopo le prime volte che dici ok, il Sella Ronda bellissimo, non l'ho mai fatto io in bicicletta, vado sul Sella Ronda e mi lascia un po' di malinconia, per un po' per la Bravo, bravo. ripresa. Preferisco, e sono molto sincero, preferisco Zwift che è un Ecco, videogioco. Io lo prendo esatto. puramente come un videogioco. Sto seguendo un piano di allenamento per darmi un obiettivo, per cercare di avere una strada da seguire, appunto una direzione, ma è un videogioco. Cioè, Bravo. non mi sento di allenarmi così tanto come farei in strada, come farei in mountain bike.
Ma guarda, è la riflessione che ho fatto oggi, no? A oggi a fine giro, perché ieri ho provato il programma di Tax, Sì, quello sì, dei rulli, veramente molto bello. E l'ho provato, figurati, sugli ultimi 50 chilometri della Milano-Sanremo, quindi sì, a ho casa visto, mia. bello. Cioè proprio io abito lì, sulla strada, Sì. sono passato avanti a casa mia. E quindi ti fa ancora più male, no? Vedere queste cose. Sì. Però al di là di La quello, violenza. ieri, eh sì, difatti, ieri ho provato gli ultimi 50 chilometri, oggi ho fatto Sella Ronda, metà Sella Ronda, Mhm. perciò strade che conosco bene, che ho fatto tante volte, e alla fine ho fatto la tua stessa riflessione, ho detto, ma probabilmente è molto meglio Swift perché comunque siamo su un rullo che non è andare per strada e secondo me è un No. po' inutile voler replicare la strada, cioè ci sta a provarlo, no? Perché lo provi, vedi il video dei posti, che il video è il video, quindi è inevitabile che Sì, sia certo. identico, è un video, quindi non puoi sbagliare, però è proprio un po'... questo se la ronda ha fatto così a me ha fatto più male che bene, no? Perché No, è no, il io bello e il brutto di Ruby, secondo me, è che è una community aperta e tu che magari fai il giro della parte finale della Milano-Sanremo per restare su quello che dicevi, con la videocamera lo filmi e poi lo carichi nel portale certo, per alimentare diciamo, i tracciati e i giri che uno può fare. Però ovvio che non tutti vanno in giro con l'attrezzatura top in Full HD o 4K certo. e quindi la ripresa tante volte anche non rende giustizia al posto. Assolutamente. E poi comunque lo sai, cioè tu hai una ripresa statica davanti, fissa, mentre è proprio, guarda, io dico giustamente, se uno non l'ha mai fatto il Pordoi per dire, è giusto provare, ti butti su Mhm. Ruvio, lo fai, però lo devi provare dicendo, ok, l'ho provato, così almeno ho la scusa per andarlo a fare a tutti i costi, perché Sì, credimi che il Sella Ronda è una di quelle cose che per chi fa ciclismo io dico che deve fare assolutamente una volta nella vita perché è un'esperienza incredibile, incredibile. lì Chiaro, ci ti devi sono... preparare Quando... perché Beh, chiaro. la salita c'è, perciò eviti di arrivare morto. Io quest'estate sullo Stelvio ho beccato della gente sugli ultimi 3 chilometri a piedi, cioè gente, ma io li capisco perché sai, magari aspetti tutto l'anno, arrivi lì ti fai 20, 21 chilometri di salita, gli Mhm. ultimi due non ce la fai più, piuttosto scendi e ti do ragione. Però è chiaro che non te la godi, no? Però sullo Perciò è meglio. Stelvio gli ultimi tre sono quelli più pendenti, c'è una rampa agli ultimi tre se non ricordo male. Allora, se tu parli del versante di Prato allo Stelvio, sì, gli ultimi Sì, 6. Parliamo degli ok. ultimi 6, sono la parte più impegnativa e mortale, perché Mm. quando tu arrivi sugli ultimi 6 ne hai già fatti 18. A 18 km tu giri la curva e vedi praticamente una diga, sembra una diga perché no, da sotto fa impressione, Fa da sotto è un paura. muro grigio, solo che perché non li vedi terrazzamenti, e vedi solo sto muro infinito che sale per, boh, in 6 km farà 800 metri di slivello, è una cosa impressionante, e di lì ci sono i tornanti che è veramente mortale. Io quest'estate l'ho fatto invece dal Dall'altra versante parte. di Bormio, dove è più fattibile, dove in mezzo c'è anche un pezzo di pianura, perché hai un paio di chilometri di pianura che se però vedi anche lì, se vuoi fare il tuo tempo su quella pianura non puoi permetterti di dire, ah beh, respiro un attimo, no? Lì No, no, sei vai. a 2005, sei a Cavolo. 2005, metti il 53 testa bassa e a tutta in pianura. Quindi è una bella esperienza, però capisco appunto che se uno non è preparato, quando arriva lì vuole portarlo a termine, no? E Certo. piuttosto scende a piedi. Assolutamente. Guarda un altro qua, Luca, lo conosco. Io abito ad Ampezzo e non sono riuscito ad arrivare in cima al Falzare con Valparola su Rubi, troppa malinconia. Eh, quanta Bravo, verità, guarda, quanta veramente, verità. veramente. No, Lui ma abita a Cortina? lui abita a Vi- Cortina, sì, sì. Io ci devo andare Lui, quest'estate, vediamo se riuscirò, perché abbiamo già prenotato. Non ho ancora disdetto perché l'intenzione è quella di andarci, fare gli ultimi 10 giorni. Però, ma tu dove abiti di preciso, io abito Matteo? in Friuli Venezia Giulia, Ok. fra Trieste e Gorizia, fra Trieste e Ah, Udine. Quindi io sono effettivamente equidistante dal mare e dalla montagna. ok. E
tutto dietro casa ho il Carso, Sì. che è una zona stupenda per fare mountain bike, veramente bello. Faccio 5 minuti di bici, fra l'altro su una ciclabile che mi passa davanti a casa, quindi non devo neanche rompermi le scatole del traffico, e sono sul Carso, quindi puoi fare bel dislivello, allenamenti Certo. anche interessanti. Se invece di girare a destra giro a sinistra, sempre dalla stessa ciclabile prendo la ciclovia Alpe Adria, che andrebbe da casa mia fino a Grado, che è sul mare, non so se hai presente le zone, ma poi prendendo Non ci sono mai stato, però. la stessa ciclovia potresti andare fino su, fino a Udine, potresti andare oltre confine in Austria, Ah, ok. è un bel pezzo di strada molto lungo. Quindi tu sei vicino allo Zoncolan. Io sono vicino allo Zoncolan, che è in calendario quest'anno, infatti mi Bene, bene, piacerebbe. bene. No, no, dai, che se vengo su a luglio io te lo dico. Sì, Se ce lo possiamo fare assieme, adesso devo valutare perché voglio capire se riuscirò a farlo con la bici da strada o se è meglio assaltarlo già con la mountain bike, perché comunque non mi va di cambiare tutti i rapporti di nuovo mhm. sulla bici da strada, no? Questo Non so, è un po' il limite. devo valutare anch'io, non saprei, mi piacerebbe tantissimo farlo. E poi c'è un albergo ai piedi dello Zoncolan, a Ovaro, si chiama il paese, che si chiama Alpedale, Ah, l'albergo, ed è una di quelle strutture che sono nate un po' in giro, dove ci sono salite interessanti o certo. comunque percorsi che abbia senso fare in bici, dedicati solo ai ciclisti. Ci sono Ah, già un paio di forte. alberghi qua in zona, fra cui anche un altro albergo, sempre sotto lo Zoncolan, ma dall'altra parte, adesso non mi ricordo esattamente la località, che è un albergo solo per ciclisti. Cioè tu vai con la tua bici, puoi portare la famiglia e tutto il resto, ma poi ci Certo. sono anche, per dirti, c'è una palestra per fare un piccolo scarico e la parte di recupero dopo che hai fatto il Ah, giro. ok, buono. C'è la piscina se vuoi fare anche quel tipo di recupero lì, o ci sono delle persone interne all'albergo che ti portano loro stessi a fare il Ah, giro forte, dello forte, Zoncolan, vedi. quello che vedi che hai Ma visto dimmi al un giro. attimo, ma lo Zoncolan si può chiudere un anello, giusto? Si può scendere poi dall'altra Sai che non parte? lo so, questo non so dirti. Secondo me Sarebbe sì, perché mi ero interessante. informato, non deve essere bellissimo la strada, ma penso che si possa scollinare e scendere dall'altra No, parte. non lo Direi, so. E comunque, a proposito di prenotazioni e cose varie, avevo prenotato per adesso, fine aprile, nelle tue zone, o meglio, Cinque Terre, ah, ok, e mi ero tutto organizzato, sarei venuto su con mia moglie ovviamente, certo. per fare la parte del Giro dei Cinque Terre che ho visto quando ero piccolo, con i miei, e ovviamente lì bicicletta ci sta, non lo Ma dimmi un po' puoi che giro esimerti. volevi fare sulle Non Cinque so, Terre? Raccontami un po'. Da dove eh, partivi? Intanto dove allora, avevi prenotato? avevo prenotato a, Più o meno, come zona. cavolo si chiama? E adesso non mi viene il nome del paese con Ma, la S. ma più verso La Spezia? O Più più verso verso sì, Genova? no, no, più verso la Spezia. Quindi eri praticamente sulle Cinque Terre, perché Ero, da Spezia entri subito nel Cinque Terre. sì, e mi piaceva fare un giro che avevi fatto anche tu, che Quello era sì, via ok. Iulia, come si Via chiamava? Giulia Augusta? Sì, sì, Però quello è mountain bike. Io... con mountain bike, sì, sì, Oh, ok, ok, sì, 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 ok. sì. In mountain, Mountain bike, ok. esatto. Mi Io là piaceva non ci ho fare mai quel giro lì. girato, non ci ho mai girato in mountain bike di là. Ok. Io a Portofino è il punto più a est che ho girato in mountain bike. Poi ho fatto le Cinque Terre con la bici da strada, quella sì, però i mountain mi mancano, sinceramente. Ah, ok. Eh. Ma giri belli in bici da strada ce n'è lì in Eh zona? beh, Sì. sì. Io ho fatto un bellissimo giro, che poi come chilometraggio non era tantissimo, era mi pare un centinaio di chilometri. Il problema è che c'erano tipo 1200 metri nei primi 30 chilometri, mortale proprio, no? Praticamente le Cinque Terre, perché le Cinque Terre non Ma hanno... mi piaceva vederle così, no? Cioè, Esatto. un Se conto è tu vai a fare il vedere, giro se turistico. tu guardi sul canale YouTube, c'ho proprio il video delle Cinque Ah, Terre. vedi, quello me lo son perso. Non è tanto paesaggistico, però perché purtroppo anche lì le riprese, sai, comunque io ho sempre solo una GoPro dietro, non ho il drone perché è un casino portarselo, poi a parte che l'ho perso, quindi vabbè, però quando ce l'avevo era un Eh, delirio portarselo in giro. Però no, no, vattelo a vedere quel video lì che almeno capisci un po' le lo altimetrie e recupererò, tutto. lo Sì? recupererò.
Fra l'altro, dai, dobbiamo rispondere a un po' di domande che hanno scritto perché ne sono arrivate veramente tante. Non Volentieri, ti voglio dire vediamo un po'. quanto lungo è l'elenco, però ce n'è tanta di roba. Mi collego a quello che dicevi tu adesso, quella parte di riprese e come fai i contenuti. Mi interessava anche a me. Sì. Che tipo di setup usi? Cioè, con cosa scatti le foto? Allora, Con cosa fai i video? sì, guarda, io quel discorso lì è molto particolare, ci tengo a dirlo perché è interessantissimo. Non sono un fan dell'ultimo ritrovato, nel Mhm. senso che io per anni, per i primi 2 anni di canale, registravo i video col telefonino. Poi per un discorso di praticità sono passato alla GoPro, ma figurati quella quadrata, La nemmeno la session. GoPro, la Mhm. section. Avevo la 4, poi sono passato alla 5. Ma giusto per. Sì, 6 mesi fa ho detto, vabbè, dai, facciamo questo cambio e ho preso per la prima volta ho comprato sì. una GoPro seria, cioè la 8 La Black. 8, ok. Come è uscita la 8 Black, insieme è uscita la 360, o meglio Mhm. la Max, La la Max. chiamano. Ho visto delle riprese e ho detto, no, cazzo, no, questa bisogna averla. E ho comprato anche la Max, Ok. Quindi in perché una volta sola hai fatto il salto doppio con tutte e ho fatto due. il salto triplo, perché a quel punto ho comprato anche il drone. Ma non menzioniamo più il drone. No, Facciamo però che... no, no, invece ci tengo a dirti proprio una piccola parentesi sul drone, perché il Sì. drone può ingolosire tantissimo, no? Mhm. Perché dici, cavoli, che Oh, belle no, riprese. a me che invece mi piace anche la tecnologia, così mi piacerebbe tantissimo il drone, chissà quante Credimi, volte ce l'avevo lì nel credimi, carrello. ma lo usi 2 volte. Lo Cioè, so. io te lo giuro, il drone è stato, ma mia moglie era contentissima che io l'avessi perso perché era sempre, era sempre sulla mensola di casa. Mi Sì. dice: ma sto coso lì cosa ci fa? Non dovrebbe volare? Cioè, No, 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 purtroppo, perché poi sai cosa? Per portarsi in giro il drone, comunque sia, devi avere lo zaino. Per farlo certo. volare, devi No, io comunque. in bici lo zaino proprio no, Io lo no, odio, non mi io lo odio. piace. No, È dai. chiaro che. No, ma poi sai cos'è il brutto? È che se tu ti fai dei giri belli, proprio belli belli, cioè io quando vado in ferie che faccio il giro bello non voglio troppe menate, voglio proprio Sì. godermi il momento, no? E quindi il pensiero poi di dovermi portare il drone con lo zaino e con No, ma anche, tutto, guarda, cioè, ti fermi e devi farlo volare, e non può bravo. volare dappertutto, cioè, la normativa è No, abbastanza precisa sul discorso dei droni, no, non può ma volare dappertutto. Comunque non ti può seguire ovunque, il perché problema è che tu sia quello. nel posto più facile del mondo per far volare il drone, un palo c'è sicuramente, No, lo ma becchi certo, ma sì, garantito. ma un albero, qualsiasi Mountain cosa. bike non esiste perché se sei nel bosco è improponibile, non so, il drone anche a me non mi convince. No, magari tra qualche anno lo ricomprerò. Sì, Se se tecnologicamente faranno fanno, una cosa che prendo dalla tasca, lo lancio, sì, no? Lui sì. mi segue quando dico E- torna giù, ok, lui torna giù. mi Boh, torna in tasca magari, sì. magari così ci posso ripensare. Per il momento va bene così. Quindi, chiusa la parentesi. Su... No, no, dimmi, Invece, dimmi. no, la cosa interessante è quella che in tanti mi chiedono che impostazioni usi, Sì, io, per non sbagliare, siccome non sono uno che, come ti dicevo anche prima all'inizio, no, sul rullo, io monto tutto e deve partire, io accendo la GoPro e deve registrare. Le impostazioni sono quelle base. Io ho notato che più tocco le impostazioni, più faccio casino. peggio. Sì. Quindi non ho problemi. Io, guarda, oltretutto mi insultano gli altri YouTuber. C'ho il Brusa, non so se lo conosci, Sì, 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 Andrea, mi insulta ogni volta in modo spaventoso perché lui mi dice: Ma no, ma devi impostare. Io poi provo, faccio più casini di prima. Quindi io, guarda, E tiro torni fuori. là. No, Io, no. sì, sì, ogni volta faccio reset, riporta. No, io tiro fuori la GoPro e così com'è deve funzionare. Infatti c'era un ragazzo che ha scritto, adesso leggo qua perché me le sono messe un po' in ordine, veramente sono un volume esagerato, se ti sembra mai di sacrificare, fra virgolette, l'uscita con l'idea di voglio fare questo video, voglio fermarmi a fare la foto lì, o anche se ti rallenta o ti stanca, magari fermarti per fare una ripresa o per una cosa del genere. Guarda, siccome veramente io patisco tanto il fatto di fermarmi, il fatto di.
io utilizzo un sistema molto semplice, quindi la GoPro è anche quello che penalizza Sì, un po' il video, perché le riprese sono fatte tutte in un certo modo, la GoPro è sul manubrio. Io capisco che sarebbe bellissimo toglierla dal manubrio, metterla per terra, passare, poi rigirarla, ripassare. È un lavoro, cioè no, no. no, Se tu, guarda, se tu vai a vedere ad esempio i 10 giorni di altura che ho fatto l'anno scorso a Livigno, sì, ho i 10 giorni, sì. all'inizio ho detto ragazzi mi dispiace, per 10 giorni vedrete questa inquadratura qua perché la GoPro io la poso lì Lista. e tutti i giorni sarà ripresa così perché è impensabile uscire tutti i giorni cercando di, tra virgolette, allenarsi, ma comunque più che allenarti, io cerco veramente di godermi il giro, Sì, eh? qua sono d'accordo anch'io, Ma poi perché sai che a me no. succede spesso, quando ho fatto un giro molto bello a inizio anno in Francia, ho Mhm. messo delle foto, no? E tutti mi hanno scritto, non vedo l'ora di vedere il video. E io ho detto, no ragazzi, questo era un giro per me, è Certo, incredibile questa. Questo era un giro che volevo fare io per me e quindi ho una foto che mi sono fermato a fare, fine. Non ci ma sono video, mi perché dispiace. ti soddisfaceva già l'idea di fare il giro, perché il giro lo fai per te, non perché vuoi diventare professionista No, o no, ma perché sei assolutamente. un atleta di livello mondiale, ma tu fai il giro, ti piace, vedi i posti, fai il video se ti gira col telefono, con quello che hai, Assolutamente. posso anche solo la foto, ma ci sta, ci sta. La Infatti foto credo poi che la guarda, domanda arrivasse proprio da quella cosa lì. A me piace del tuo canale che tu sei diretto, non hai filtri, appunto si vede che non ti fermi a fare lì l'inquadratura precisa, o- è, purtroppo, è sincero, purtroppo, secondo poi ti me, dico, avendo due, ecco, io ho notato una gran differenza, ad esempio, se tu hai visto il video della Gran Fondo Strade Bianche, sì, lì sì, avevo due GoPro, avevo la Max sul manubrio, che mhm, secondo me è stupenda perché a quel punto dopo hai la possibilità di fare regia, cioè di sì, girare l'inquadratura, già quello è come avere più telecamere, mhm, fantastico. In più avevo la GoPro in tasca, quindi a livello di praticità era al massimo perché tu schiacci sul manubrio e lei registra, certo. oppure prendi la GoPro dalla tasca e fai la tua ripresina così. Quindi secondo me quel setting lì è quello che impegna di meno e rende di più. Poi è chiaro che. Ma la GoPro Max come la fissi? Cioè, dove la fissi? Non la tieni sulla pettorina, ma ce l'hai sempre sul manubrio. Allora, guarda, la GoPro Max la puoi tenere sulla pettorina, la puoi mettere sul manubrio, Mm. la puoi mettere sul Sul bastone. bastone, sì, ovvio. Diciamo che con un po' di prove, secondo me la più bella ripresa è quella proprio sul manubrio, perché comunque poi tu hai la possibilità di girarla, quindi se ti vuoi inquadrare un attimo sulla Mhm. faccia, è chiaro che distorce un attimo, perché lei fa una sfera, no? Certo. E quindi è chiaro che se sul manubrio ti riprende anche le mani e capisci che Sì, fa un arco, no? mi piace il contesto, anche perché qua viene fuori anche un po' il mio background, che io di lavoro mi occupo di comunicazione online, quindi lavoro con aziende e mi occupo di contenuti e strategia per altre persone. Poi non c'entra niente con quello che faccio sul mio profilo personale, però ovvio che le cose che faccio di lavoro le porto lì perché Eh beh, è la mia certo, esperienza, certo. no? Mi piace il contesto e soprattutto aiuta molto quando fai riprese d'azione perché se tu non hai un riferimento fisso e tutto il resto dell'inquadratura ci sta che si muova, ti fa un po' l'effetto mal di mare. Sì, Quindi mi sì, sì, piace. certo. Non mi piace, ma questo è il gusto mio personale, la ripresa con la GoPro Max, perché non mi piace questa esagerazione della stondatura. Io con la Sai, GoPro uso un attacco che sostituisce la vite di fissaggio del piantone sul ah, manubrio ok. e quindi la fisso lì. Ovvio, se vogliamo essere proprio precisi, qua viene fuori un po' la mia pignoleria, l'obiettivo della GoPro Hero non è centrato rispetto al case, quindi sei sempre leggermente disassato, ma sono 2 Sì, centimetri. vabbè, ma esatto, certo. Però personalmente è quello che mi piace di più. Pettorina ho sempre voluto provare, però non mi piace l'idea di avere sempre una cosa attaccata qua. Non so come fai tu se la tieni sotto la maglietta, magari apri, poi chiudi. Guarda, la pettorina
per certe situazioni, se vuoi riprendere, ad esempio, con la GoPro, Mm, allora, a parte che la pettorina, secondo me, è la soluzione migliore in assoluto, a livello proprio di ripresa. ok. Però, come dicevi tu giustamente, la prima cosa che dici, la pettorina è vero, è fantastica a riprendere, ma tenersela addosso è una menata incredibile. È anche per quello che, ad È esempio, subito prima dello zaino, cioè se lo zaino proprio esatto, dico di no, la pettorina ogni esatto. volta dico dai oggi provo e dopo le lascio a casa e vado fuori con la Esattamente, GoPro nella ma tasca. è per quello che ti dicevo che i 10 giorni ho detto ragazzi, voi vedrete solo così, perché io non sto 10 giorni con una pettorina, No, non esiste, dai, io poi faccio il giro dello Stelvio, era 5 ore, 6 ore, non mi ricordo, cavolo. cioè non stai con una cosa che ti stringe oltre la fascia cardio, che io già patisco, sta fascia cardio già mi dà fastidio, ancora la pettorina. Però credimi che la pettorina è in assoluto la ripresa più bella, Che ti perché piace di più. perché ti prende le braccia e ti dà Eh, la proporzione del manubrio. mentre parli vedo se riesco a mostrarti l'immagine come piace a me, vediamo se riesco a beccarla. Che sarà, no, ma mai più. Perché volevo mostrarti sia l'attacco che poi il risultato della posizione di quella videocamera lì. Però no, dovrei andare troppo indietro, magari faremo un'altra volta. Vedi che chiedono Perché sul questa casco? cosa, Ad sul esempio, casco ecco, a me non piace per quello che dicevo prima, perché non hai riferimenti, no? Vedi solo il punto di ripresa e esatto. mi fa un po' mal di mare, non so, poi magari Esattamente. sono... No, no, ma è vero, la cosa fondamentale della ripresa è che ci sia un punto fisso, come dicevi, no? Quello è fondamentale. Difatti sulla pettorina tu hai le braccia e il manubrio. Sì. Sul casco, oltre a non avere il punto di ripresa, a me sinceramente non piace un discorso di peso sulla testa e Mhm. comunque, no, è una ripresa che non ho mai apprezzato, quella sul Guarda, casco. vediamo se riesco, ti condivido questa qui, non so se vedi l'immagine, ma Sì? sull'attacco del piantone, vedi che c'è un supportino Sì, azzurro sì, sì, il supporto, sì. e lì in pratica sostituisci l'attacco del piantone del, Ok, del la vite. manubrio e hai l'attacco della GoPro. Ah, ok. Non è male, mi Ma piacerebbe non ti rimane mostrarti... Dimmi. bassa? Non ti rimane un po' bassa la GoPro? O ci No, metti una prolunghetta? no, a dire la verità, senza prolunghetta Ah, ok. mi viene a me la ripresa piace. Se ti pesco una foto, la condivido volentieri. Non è Ah, male. ok, ok. Il supporto è quello che è, però funziona. Anche il mountain bike, con tutto tutte le sollecitazioni del caso, ha sempre tenuto bene. Bene. Adesso non ne trovo neanche una, ma Ma io guarda, come in caso, supporto, prossima volta. il supporto che preferisco in assoluto è quello che stringe il tubo manubrio e ti Sì? spiego, ma più che altro per un discorso proprio di versatilità, visto che io non ho solo una bici e mi tocca Mhm. spostarla spesso, spesso la devo spostare. Sì? Guarda, proprio qualche giorno fa ho comprato quello originale perché ne ho rotti due cinesi, no? Sì? E gli accessori originali GoPro sono fatti davvero bene, davvero, ma davvero bene. Difatti ho detto, boh, faccio questo investimento, non me ne frega niente, uno lo compro e difatti credimi è uno strumento fatto davvero bene, si vede materiali spettacolari, è quello che ti No, stringe il ma manubrio e ci metti la GoPro sopra, no, no, gli, bello, bello. gli accessori GoPro siamo d'accordo che sono costosi, Sì, però cambia, purtroppo è proprio cambia. così, sai, sì. Io ho cominciato a conoscere GoPro quando era uscita la prima Hero, ancora tantissimi anni fa, perché il percorso che ho fatto io è, lavo- lavorativamente parlando, è prima solo siti internet, era ancora tutto statico, non esisteva l'idea dei blog e cose del genere. E poi quando è iniziato ad arrivare YouTube, quando sono iniziati ad arrivare YouTube e Facebook, ho cominciato a lavorare sui contenuti multimediali e mi è capitato di lavorare tanto con GoPro, quindi ho Certo. accumulato le videocamere nel tempo. Sì, Gli sì, sì, certo. accessori originali purtroppo Eh, fanno la differenza. sì. Sono più affidabili, non hai mai gioco Sì, sugli difatti, incastri, guarda, difatti quella cosa il lì fa... reggimanubrio, io vedi, ci sono due cose, il reggimanubrio, il bastone quello piccolino che fa anche da tre Sì, piedi, sì.
costano come 7 kit cinesi dove dentro c'è una sacchettata di roba, però sono due cose che uso veramente tanto, me le sono comprate originali, almeno funzionano bene, lo sai, non ti lasciano a piedi e via. Io adesso ho fatto l'acquisto durante la quarantena, se lo sto aspettando, però ho preso la 7 perché non sono convinto di due cose della 8, qua mi dirai tu. L'audio, Io mi trovo abbastanza sì, bene. Sì, tu sì, sì. l'audio prendi l'audio diretto dalla GoPro, No, ok? no, no, non metto microfoni, io tutte ste menate non le posso, non Ma, ci posso pensare. ma non lo lavori neanche dopo in post-produzione? Zero, Zero. zero, zero. Vedi? Può E, succedere che magari alzo o abbasso un po' il volume, oh, ma niente di più, eh? Niente di più. e poi non mi piace il fatto delle alette che tiri giù perché No, invece credimi, è una ecco no, figata, lì sbagli. Lì sbagli perché è una bomba. proprio È la una cazzata. bomba. No, no, veramente, io Sì? ero nel dubbio anch'io. A parte che le lamette sono in acciaio, quindi non è Sì? che dici sono di plastica che si... Cioè, hanno fatto un lavoro fatto veramente bene. E poi è Vedi. bellissimo perché quando la chiudi, l'appoggi, l'appoggi su un qualsiasi piano. No, no, lì hanno fatto un bel lavoro, fidati che... E anche la Max ha le stesse alette, Le stesse alette. uguale. Bello, bello veramente. Allora arriverà l'altra 7 e dopo valuterò, farò un No, altro se quei due acquisto. lì erano i tuoi dubbi, guarda, potevi tranquillo perché sono No, anche perché l'audio. ti dico, mi ha messo il dubbio il fatto delle alette e il fatto che abbiano venduto come il plus più grosso che avesse il lavoro che hanno fatto sull'Hypersmooth, quindi che l'hanno reso più fluido ancora. Allora mi sono detto, mi date uno strumento che non ha il fissaggio fisso, diciamo così, però poi mi compensate con la parte software per la stabilizzazione. Quindi mi sono fatto un po' condizionare da quella cosa lì, ma L'Hypersmooth fa sì, impressione davvero. E se tu lo provi sulla Max e dici non è vero, è impossibile. La Max fa oh, impressione. La Max la prendi, la lanci inquadrando un punto, lei inquadra quel punto lì, eh, rotola, ma lei inquadra quel punto lì. È una bello. cosa, no, a livello software hanno fatto un lavoro incredibile, incredibile Oh, mo davvero. proverò e dopo valuterò se passare alla 8 anch'io. No, invece facciamo un po' di Q&A. Sì, se Sto c'hai... scorrendo ho 2 pagine, ti dico solo Ecco, sotto bene. 2 pagine di roba. No, racconta un po' delle bici, tu ne hai veramente diverse. E Sì. un po' come le usi, che setup hai su una e l'altra, che allestimento, che questo Allora, sì, interessa anche a io, me. guarda, diciamo che ne ho un po', però le base, diciamo, sono tre, perché ho la bici da strada, Mhm, perciò la Canyon Air Road, e poi ho le due mountain bike, una è un FSI mhm. montata ultra, ultra leggera, e una invece è una Scalpel montata un po' più freeride, se possiamo anche, sono due bici cross country. Mhm. Però sì, io una la uso un po' più per i giri freeride e una la uso un po' più per i giri proprio XC veri. Ma sono montate. La differenza grossa tra le due mountain bike è proprio la sezione dei pneumatici, perciò molto più sottile sulla bici, sull'FSI. Sull'FSI non ho il tubo reggisella telescopico Telescopico? per un discorso solo puramente di peso, Ok. ma mi piacerebbe tanto mettercelo, però lì è un progetto di peso e ho dei componenti che fanno impressione, leggerissimi, quindi mi piace tenerla Sì, così, sì, anche perché quella è la cosa principale che cerchi, ci sta. sì, di fatti, perché poi se devo fare qualcosa di un po' più aggressivo vado con la scalpel. E diciamo che queste sono le tre bici. Poi le altre, che poi alla fine ho la fat bike, ma quella è un Mhm. giocattolo, dai. La fat bike o la bici d'epoca, vabbè, ma quelle cose lì sono in più. E se ti dico gravel, Allora, ho, ho gravel, visto che hai fatto un video tempo fa, l'avevo guardato a suo tempo, è stata l'unica esperienza che hai avuto, cosa ne allora, pensi? sì, allora io è stata l'unica esperienza che ho avuto. Tu pensa che io in questo momento ho una Canyon Lux in Mhm. test Sì, che sì, l'ho mi ha vista. dato
mi ha dato il Canyon Italia da provare. A un certo punto, prima della Gran Fondo, prima che saltasse tutto sto casino del Mhm. coronavirus, prima della Gran Fondo, Canyon Italia mi contatta e mi dice: io faccio parte anche del gruppo di Shimano Italia, dei ragazzi di Sì, Shimano Italia. Un ragazzo, Matteo, lui ha in test la gravel ok, di Canyon e Canyon ci ha detto: ragazzi, ve le invertite? E io sì, volentieri. Tutti e certo, due eravamo contenti di farlo, no? sì. Perché assolutamente non c'è stato più verso, perché spedizioni, un casino. Poi io ho il problema che io guido la bici con i freni da moto, Sì, ok? ok, Quindi la bici dovrei prima mandarla su in Canyon, perché loro me l'hanno mandata settata come da moto, diciamo. ok. Quindi dovrei mandarla su, io devo mandarla su, Matteo deve mandarla su, devono Sì, metterle dovete a far... posto, Sì. cioè non possiamo scambiarcele tra di noi, capito? Ok, E questo ci ha fatto saltare tutto, ma detto questo vuol dire che appena finirà questa emergenza io sono convinto che Canyon un giro su una gravel me lo farà fare. Ti ripeto, io ho già fatto l'esperienza sulla gravel, ma era un giro da 20 km. Mi piacerebbe fare come ho fatto con la Lux, tenermela per un po', magari portarla in un posto adeguato dove provarla, perché la Lux comunque, la Lux l'ho frustata per bene, cioè gli ho fatto fare no, veramente la qualsiasi Lux, cosa. vederla dal Eh, sito e dai video che hai fatto tu è spettacolare. la Lux è un gran mezzo, hanno fatto proprio una bella bici. No, no, ma stavo leggendo che un ragazzo, Simone, ha scritto: Io ho una bici da ciclocross BMC, che è probabilmente simile a quella che ho io. Io ho una BMC, il telaio e il GF02 di Gran Fondo, però accetta anche, diciamo, la configurazione gravel. E l'ho montata con pneumatici un po' più grossi. Adesso stavo Certo. provando i Vittoria Terreno Zero, che sono quelli con le squame sui lati e il canale centrale Ah, liscio. ok. E niente male, anche perché io la uso tanto anche su strada, facendo un po' mezzo e mezzo, mi trovo molto bene con lei. Però l'ho montata con 1x11 con dietro l'1134. Quindi non fai né velocità, Sì, diciamo, certo, ma non vai neanche su agile. Faccio certo, salite, mi esatto. piace. Qua dietro casa, subito dopo il confine con la Slovenia, c'è una bella salita, sono 3 km, ma media 10%, però ha anche due strappetti al 20 e Eh, vado, cioè per andarci ci vai. Sei tirato un po' così, però vado. beh, certo. Con la BMC mi sono trovato da Dio ed è quella che adesso mi fa pensare di prendere una bella bici da strada perché ok, con quella sono arrivato, non dico al limite, però mi fa gola di andare su una Una bici da bella strada bici da seria. strada? Lo so, sì. Lì Quindi purtroppo i probabilmente costi anche lui ha una poi cosa simile. salgono in modo incredibile. Ci sta, ci sta. Vabbè. Stavo leggendo che mi dite dei copertoni da 28 sulla bici da corsa eccessivi? Qua devi rispondere tu, non è... Ma io, allora, guarda, io non l'avevo mai provati, l'ho provati per la prima volta appunto alla Gran Fondo Strade Bianche perché Mm? ho montato un 25 all'anteriore e un 28 al posteriore, Mm, tubeless. Sì, beh, Strade Bianche è molto particolare, però io mi sono trovato benissimo. Cioè, io poi non è che ma, sono uno troppo... ah, non ci vado troppo per il sottile, nel senso, come hai vabbè, visto un po' sì. con tutte le cose, no? Cioè, Ma, questo ho, questo uso, però tutti mi hanno detto usa sti copertoni più grossi, vabbè, ho comprato i ma alle copertoni strade più grossi. bianche era la prima volta che ci andavi Sì, o... sì, la Non so. prima. Ok, ma Allora, secondo te c'è comunque maggioranza di bici da corsa alle no, strade ma bianche? la strada bianca la devi fare con una bici da strada, eh? Bici a strada, ok. No, 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 no. Tu considera che su 140 km mi sembra che di sterrato ce ne siano 30, Mhm. mi pare, Adesso non vorrei dirti una Sì, sì. sciocchezza. Perciò, cioè, No, no, ci comunque, sono dei pezzi di piattoni su asfalto dove devi menare, cioè no, ci va una bici da strada, per fare le strade bianche. no, mi piacerebbe anche strade bianche, però ci vuole ci vogliono più chilometri nelle gambe, più allenamento secondo me. Strade Se non te la bianche, godi, almeno il mio modo di... guarda,
2200 metri di dislivello, credimi che quando arrivi in fondo, si sentono, Eh, si sentono, ci credo. perché sono tutte salite da 150-200 metri di dislivello che ti ammazzano, Sì, ti ammazzano. essendo brevi e Esatto, con quel dislivello lì, una dietro l'altra, assolutamente, sì. sì. Infatti, come sono le strade bianche, ok, boh, quindi eravamo sull'argomento. Invece stavo leggendo, ciao ragazzi, esiste un supporto manubrio Garmin o GoPro che ti permette di montare il computer da bici Edge sopra e la GoPro? Sì, sì. Sulla Esistono, BMC io ne ho uno così, un supporto però non da Garmin ma indifferente da Brighton, perché io uso Brighton certo. per il monitoraggio e mi trovo bene, però sotto l'attacco del ciclocomputer ho la slittina classica della GoPro e o ci attacco la videocamera, però torniamo al discorso di prima, a me non Che piace non hai il perché punto di è riferimento. Esatto, completamente aperto, non vedi nient'altro, esatto, o se no esattamente, ci attacco la luce o la esatto. torcia. Quindi sì, assolutamente esiste, ma lo Ma trovi io anche... difatti non ho mai provato a metterla lì sotto perché rimarrebbe troppo, come dicevamo, senza Mhm. riferimenti. Sì. No, con il supporto che ti dicevo prima, tu in pratica vedi la parte finale del manubrio, quindi se sei in presa alta lo vedi tranquillamente, un filino di presa bassa, quindi in caso vedi un pezzo di mani, e poi hai bellissimo aperto, riesci a vedere anche il fondo stradale, quindi è carino anche sul gravel appunto perché capisci dove sei, no? Hai un minimo Certo. di ambiente. E invece no, esercizi a corpo libero in questo periodo, cosa ne pensate? Io faccio tanto corpo libero perché per me la Eh, bicicletta l'inizio è stato ehm, il complementare dell'allenamento che facevo in palestra. Io arrivo da tutt'altro sport, tutt'altra formazione sportiva, ho giocato a basket tutta la vita e poi ho smesso che mi sono fatto male e ho cominciato a fare allenamento funzionale, diciamo, quindi un po' di palestra col corpo libero, un po' di pesi e simili. E ho preso la bici perché mi serviva qualcosa di intensità diversa, no? E ho cominciato con la mountain bike ancora tanti anni fa, poi ci ho messo vicino la gravel e ho cominciato ad andare anche un po' in strada. Ma corpo libero secondo me adesso è fondamentale, tutta la parte di mobilità, i rulli sono belli, poi non so cosa ne pensi tu, ma sei immobile no, no, ma per sì, un'ora e mezza, 2 ore, sei immobile sulla sella, cioè batti sempre negli stessi punti. no, Fondamentale secondo me. il problema è esatto, che esattamente. Io guarda, normalmente faccio due allenamenti in palestra a settimana, sempre, tutto l'anno, sempre. E adesso, come è iniziata la quarantena, i primi giorni facevo un pochettino di le flessioni. Io però in palestra ci vado sempre malvolentieri, è una cosa che detesto, però, Sì. però so che è importante per la guida in mountain bike e mi rendo proprio conto della differenza, da andarci o no. Però niente, poi qui a casa non avendo l'attrezzatura giusta, prendo anche forse un po' sta Mm. scusa, no? Perché poi in realtà qualcosina avrei. Mia moglie comunque lei si allena tutti i giorni, lei fa funzionale, quindi Vedi? lei si allena tutti i giorni. Io no, non ce la faccio. No, purtroppo io pedalo solo, è così. No, no, ma sbagliando, lo No, so, ma perché andrebbe fatta, andrebbe ti, assolutamente fatto, corpo ti dico libero. la verità, mi è capitato un annetto e mezzo fa più o meno, ho avuto più o meno 3-4 mesi in cui riuscivo a organizzarmi veramente splendidamente col lavoro, quindi avevo un sacco di tempo libero dal primo pomeriggio fino a sera. Perfetto. Nella palestra in cui vado fanno tanti corsi diversi, tra cui anche solo stretching o Pilates, che mi sembrava una cosa innominabile, e ho cominciato a fare 3 volte a settimana funzionale come ho sempre fatto e subito prima o subito dopo o nei giorni in cui non avevo allenamento facevo un'oretta di Pilates. In quei 3-4 mesi non sono mai andato così bene in bicicletta, ma non forte, ma proprio bene. Ho Sì, sì, cambiato certo. completamente la posizione in sella, ero più disteso, veramente No, super. ma è vero, è verissimo, è un completamento perché comunque in bici lo sappiamo. Poi in mountain bike è fondamentale avere il controllo del mezzo, ma chi si allena un po' chi allena la parte alta
in palestra si accorge e fa mountain bike, è perché lo certo. stradista veramente non ne ha bisogno. Se un professionista palestra la fa proprio poco, sulla parte alta, Eh, anzi devono essere più magri possibile. Il mountain bike invece è diverso perché devi tenere comunque la guida, fare una discesa lunga e quello ti accorgi veramente che fa sì. la differenza. Quindi Ma secondo me sì. infatti, a me personalmente, perché poi le persone vedono che faccio tanta palestra e tanta bici, mi chiedono sempre questa cosa qua, ci sta, è un argomento un po' dibattuto. Infatti Certo, con lo studio biomeccanico, con cui avrei dovuto fare bene la posizione in sella, perché io adesso ero subito prima del lockdown, ero nel periodo di scelta della nuova mountain bike, che ho lasciato in stand-by. Ero già pronto per poi prenderla, fare la nuova posizione in sella e tutto il resto. certo. Considerate le domande, che l'argomento secondo me e anche secondo altri è interessante, col biomeccanico pensavamo di fare magari delle dirette, adesso non abbiamo capito, ma abbiamo preso quelle domande lì e faremo dei contenuti a riguardo. Quindi sì, ci sta No, anche ma è solo giusto, certo. lo stretching che dovresti fare prima e dopo che fai anche solo i rulli o un'uscita in mountain bike o strada. Quindi sicuramente faremo qualcosa del genere. No, E no. niente, aspetta che scorro. È normale che io a 17 anni abbia i quadricipiti più grossi di mio short, e lì è genetica. Io sono uno che si asciuga tutto il resto, ma la prima cosa che mi si ingrossano sono i quadricipiti, le gambe. Ma da sempre, anche da quando giocavo a basket, che non c'entra niente con la bicicletta. Non so tu. Vedi, io zero. Se tu vedi le mie gambe, si fanno paura, magrissimo. Sì? Mm. Ma anche se Ma dovessi io, fare più mountain bike rispetto sì, no, a no, che no, ma esplosivo. io sono le caratteristiche fisiche, poi che non vado forte è un altro discorso, ma le mie Ah, caratteristiche vabbè. sono scalatore puro, Ok. quindi cioè proprio filiforme in una maniera spaventosa, fin troppo, cioè volendo scendo sotto i 70 kg, io sono 1,86, sono 74 kg, Mhm. volendo scendo sotto i 70 kg, ma Cavolo. divento, no, diventa bruttissimo, cioè vado forte in salita perché credimi che Beh, cambi però ragazzi, cioè diventa davvero troppo. Io fisicamente ho la gamba veramente sottile, sottile. Lì, esatto, è come dici tu, cioè non c'è niente da lì è genetica, fare. Sì, genetica. il velocista ha la gamba più piena, lo scalatore ha la gamba più Ma sottile. Lì sarà una questione di fibre muscolari, non lo so. sicuro. Nel mio caso comunque, nonostante io abbia più il fisico da piattone e spingere a testa bassa, mi annoio, mi piace andare su e giù, salita. Se dovessi scegliere, mi piacerebbe di più la salita lunga, anche non costante, anche con lo strappo, però mi metto lì e so che, ok, adesso ho la salita, quando l'ho finita, più o meno l'ho finita, o almeno ho Esatto. un po' di recupero e poi ne faccio un'altra, piuttosto che fare tanto saliscendi o cose del genere. Mi Sì, pare devi di... fare sella ronda, devi andare a Devo fare fare, sella devo, ronda. devo fare sella ronda, devo fare sella Poi tu ronda. ce l'hai lì vicino, comunque alla fine tu lo puoi Sì, fare in sì. giornata, eh. In Ma macchina, andare in giornata sì, sì. ma sì, tu in macchina Sì, quanto ci metti ad arrivare a Corvara? O ma a, 2 ore. cavoli, 2 ore? Io ti dico che io ci andrei una volta al mese. Due, sì, 2 ore, Forse sì. anche più di una volta al mese. Sì, te lo No, due garantisco. ore, 2 ore. Io No, ce ma ne ho 6 ore per mi venire da vergogno un po' voi. di questa cosa perché ti dico, sono 16 anni che vado a sciare ogni anno sul Civetta, zona Santa Fosca, Alleghe e così via, e Sì. non sono mai andato su in estate per fare un giro in bici. No, beh, È, se poi vai a è la Alleghe, verità. non puoi non aver fatto il San Pellegrino in No, non bici. sono mai andato in bici in No. quella zona lì, lo Il so, San è Pellegrino, poi di lì un c'hai peccato. il Rolle, se non sbaglio, no? Sì, 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 San sì, sì. Pellegrino, Rolle, c'è un giro fantastico, perché io per anni sono andato a Moena in ferie, Sì, andavo d'estate a Moena, e quindi quel giro lì proprio il San Pellegrino era di casa, perché è uscivo casa tua. dall'albergo, prendevo la salita. Poi scollinavo, arrivavo ad Alleghe e poi un po' prima giri a destra e vai sul Rolle e via dicendo. No, ma dopo tutti questi meetup e tutto sto virtuale, dobbiamo fare qualcosa dal vivo. No, ma Per di fatti tutto, perché, tutti guarda, quelli che scrivono, che hanno mandato anche
svalangata di domande a cui non abbiamo risposto, classico, e dobbiamo trovarci qua fuori, far qualcosa, No, che ma sia lo sicuramente. Zoncolan, assolutamente, ci sta. Io mi auguro, ti giuro, di non dover disdire, di poter comunque No, venire su a luglio, tutto sta. perché l'idea mia è di fare sto Zoncolan. 2 anni fa ho fatto le tre cime non le hai nemmeno mai fatte, le tre cime No, di Lavaredo? no. Lì veramente, a oggi è la salita più dura che abbia mai fatto, a oggi. Poi lo Zoncolan dicono che sia ancora più duro, però le tre cime, mm, Beh, però eh, anche completamente diverso come distanza. Cioè, se il tuo eh, obiettivo è fare le tre cime come giro o lo Zoncolan, secondo me non sono neanche paragonabili. Fai solo la salita perché? dello Zoncolan come distanza. Per chiudere il giro No, ma sulle tre aspetta, no, io cime. il giorno che vengo a fare lo Zoncolan ci vengo in macchina non arrivo non parto No, no, mica da da Cortina, Cortina, sei fuori, no, no, in autostrada, in bici no, ti trovano. No, 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 ma no, no, no. farò un giro, boh, non lo so come, ce l'ho No. segnato da qualche parte, ma il chilometraggio non me lo ricordo, ma a livello di salita lo Zoncolan e le tre cime come distanza, più o meno Sì? siamo lì, No, no? non so, non so. Sì, ma come Ho distanza sì. detto senza No, rete, no, non no, sapevo. no, no, come distanza sì, eh. Come Ah, ok. distanza sì, Vedi? assolutamente. Non c'è tantissimo come distanza di differenza. Sono le pendenze, che lo Zoncolan sono pendenze impossibili. Guarda, ha scritto Luca, adesso portati la grave e la cortina, quindi Io dobbiamo fare sta guarda, cosa. ma guarda, ecco, sai cosa ti posso dire? Che se per quel periodo dovessi avere la gravel di Canyon e che ha dei Sì. rapporti dedicati, lo Zoncolan me la faccio con la gravel di Canyon. Vedi, dai, si può fare, ne possiamo parlare. Gli Dai. potrei chiedere di darmene una settata con dei rapporti agili e così potrei pensare di fare quello, Cosa dici? Facciamo sicuramente. ultima domanda e magari Sì, facciamo un'altra volta. per Che forza, perché purtroppo sennò ci butta fuori ed è bruttissimo. Esatto, Mm. esatto. E avrei da farvi una domanda tecnica. Corona Ovale su mountain bike, cosa ne pensate? Aiuta davvero in salita? Io ce l'ho, ma non so come cambia se ne metto una rotonda. Questa qua era arrivata e sono interessato anch'io perché io sulla gravel ho l'uno davanti con Corona Ovale e non avevo mai provato e a me è piaciuto. Ok, Sarei in ti è dubbio sulla piaciuta? mountain bike. Sì, a me è piaciuta. Io l'ho avuto sull'FSI, Sì? prima l'ho avuta sinceramente, sai cos'è il problema enorme? Probabilmente ne ho parlato con un po' di gente di questo discorso qui, perché io non mi sono trovato bene, no? E la Mm, gente mi dicono, probabilmente perché tu sulle altre bici hai mantenuto la corona rotonda e su quelle, cioè se su tre bici tu due ce l'hai con la rotonda e una con l'ovale, è un casino o cambi su tutto eh. oppure rimane un casino. E difatti Sì, sono dovuto tornare alla rotonda perché era un casino veramente, perché il punto morto si sposta ed è complicato, capito? Tutto effettivamente qua. la sensazione che ho io è che cambia la pedalata Esatto, e l'ho notato adesso che sui rulli non uso quella bici lì, ma uso una bici da strada che invece ovviamente non ha l'ovale perché ha due davanti e tutto il resto. certo. Ti cambia la pedalata, che non è male quando fai gravel, perché a me piace la cadenza alta, arrivando dalla mountain bike, e lì sei sempre in movimento. Effettivamente il punto morto è molto avanti per Sì, capirci sulla pedalata. lì, guarda, secondo me è fondamentale che uno, perché poi gli va a caratteristiche sempre fisiche, Sì, quindi secondo me uno deve provarla, poi se gli piace può pensare di cambiarla se ha più ovvio che bici devi sulle provare. altre bici. Ovvio. Però il fatto di provare a fare come ho fatto io, cioè tenere su una bici l'ovale, sull'altra rotonda, è un massacro, non va Mhm. bene, non si può fare. Niente, guarda, io direi anche basta per oggi. Dai, Mi va dispiace un po' bene. per tutte le domande che sono arrivate, però ci prendiamo Ma l'impegno e ne facciamo sì, un'altra, ne dai. facciamo un'altra, ma Tanto comodo veramente. siamo qui, se non siamo in diretta, siamo sui rulli,
Prossima settimana ancora tutta, quindi figurati. No, no, dai, Sì, ne facciamo ne un'altra, facciamo un'altra la prossima perché settimana magari. so che stai organizzando anche con altre persone, Sì, magari... ho sentito sicuramente Eugenio, Father and Ok, Kids on Bike, che penso lo conosci anche tu, certo, e assolutamente. sicuramente andrò a fargli compagnia sull'Alpe sabato, che lui voleva fare un po' di Tre volte volte la l'Alpe. vuole fare. Sì, io Sì, sì, beh, forse ma la magari... farò una, ma Bravo, perché ho allora, un altro... guarda, 99 su 100 ci vengo anch'io a Dai, trovare, perché ok, c'è anche Mirko di Febo, quindi un sì. giro me lo faccio, no? Mirko Ma non lo io, conosco, mi piacerebbe conoscere Mirko. sì, Dai, sì, sì, ma io magari ci lo vediamo conosco bene, sabato. beh, l'abbiamo fatta assieme, quindi... Sì, sì, Ah, dai, ci ok. becchiamo Dai, sabato di sicuro. ci sentiamo Ok? per sabato e poi organizziamo magari un altro Q&A così. Va bene? Alla grande. Andrea, stammi Grazie Matteo, bene? Ciao a grazie a tutti i tutti. ragazzi che ci hanno guardato. Grazie. Ciao. Ciao, ciao Ciao ciao. ciao.